Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Abitazioni minacciate da incendio, paura a Taormina nella borgata Mastrissa, chiusa temporaneamente la A18, riaperta nel pomeriggio dopo lo spegnimento del rogo. È giallo a riposto, i vigili del fuoco intervengono per domare un incendio e nella casa trovano una donna morta impiccata. La 34enne viveva da sola nell'appartamento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Bimba morta per difterite, la procura per i minorenni di Palermo indaga i genitori per omicidio colposo e apre anche un fascicolo civile per verificare la responsabilità genitoriale. 10 contagi accertati ed è caccia ai furbetti del vaccino. Siracusa, allarme sicurezza a Melilli dopo il tentato furto al bancomat con una bomba inesplosa. Il sindaco Carta chiede più controllo del territorio. A Palazzolo Acreide continuano i presidi notturni contro i furti. Boom di turisti stranieri in provincia di Ragusa con 750.000 presenze da gennaio a luglio. Polacchi, americani e inglesi vengono attratti dal barocco, dal mare e dalla cucina. Calcio pratico e vincente. Il Palermo vince la prima di campionato al Barbera contro la Juve Stabia, finisce 1-0. Esordio di campionato deludente per il Catania. I rossazzurri perdono al Massimino per 1-2 contro l'Inter Under 23. Longo, squadra lenta. Bentrovati, sono stati momenti di grande disagio per gli automobilisti ma anche momenti di paura a Taormina nella borgata Mastrissa dove un incendio ha minacciato una decina di abitazioni. Sul posto vigili del fuoco, forestale, protezione civile e volontari ed è stata chiusa a lungo l'autostrada 18 Messina-Catania ed è stata riaperta dopo molte ore dallo spegnimento del rogo. Gli automobilisti sono create delle colonne di automobili lunghe anche 10 chilometri. Sentiamo Ilaria Mangano. Paura ieri a Taormina, nella borgata Mastrissa, dove un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Rossello, minacciando una decina di abitazioni. Le famiglie residenti sono state allertate e si è valutata anche la possibilità di un'evacuazione. Ad intervenire 3 squadre dei vigili del fuoco impegnate a contenere le fiamme e a proteggere le abitazioni più vicine al fronte dell'incendio. Sul posto anche forestale, protezione civile, volontari e polizia municipale. Per consentire gli interventi in sicurezza è stata chiusa l'autostrada 18 Messina-Catania in entrambe le direzioni. La situazione a Mastrissa è tragica, è veramente un inferno, ha commentato così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, presente sul posto. È veramente un inferno. Molte abitazioni stanno per essere raggiunte dall'incendio. L'autostrada è stata successivamente riaperta. Restano da chiarire le cause dell'incendio. Il sindaco ha parlato di un fondato sospetto che possa trattarsi di un rogo doloso. Incubo a Gela per i residenti di uno stabile di 7 piani in via Benedetto Croce. Nella notte hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa di un incendio che si è sviluppato nell'appartamento al primo piano e che poi si è esteso anche al piano superiore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti polizia e i residenti non sono stati autorizzati a rientrare anche dopo lo spegnimento delle fiamme. Sono infatti partite le verifiche tecniche con accertamenti condotti dalla polizia scientifica e si sta valutando la natura del rogo. E in tema di incendi, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio e nell'abitazione trovano una donna morta impiccata. È successo a Riposto, nel Catanese. La donna, una 34enne, viveva da sola e le indagini degli inquirenti non escludono al momento alcune ipotesi. Orazio Longo. Le ipotesi sono diverse e tutte al vaglio degli inquirenti. Si indaga per capire cos'è successo in questa abitazione di via Circonvallazione a Riposto, nel Catanese, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata. A trovare il cadavere, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio che si era propagato all'interno dell'appartamento. L'ipotesi prevalente è quella di un suicidio, ma non si escludono altre ricostruzioni, soprattutto legate al rogo. È stata la stessa donna ad appiccarlo? È stato un incidente? O qualcun altro era presente? E se sì, ha avuto un ruolo nella morte della donna, che a quanto si sa viveva da sola in quell'appartamento? Oppure ha avuto un ruolo solo nell'incendio? Può questo incendio essere stato appiccato da un terzo estraneo che ha voluto coprire le sue tracce per paura di essere coinvolto nel fatto, oppure perché il fatto lo ha commesso?
Il corpo della donna è stato trovato annerito. Nell'abitazione è intervenuta una squadra specializzata dei vigili del fuoco proveniente da Palermo per accertamenti sulle cause delle fiamme. La procura di Catania disporrà l'autopsia per fugare dubbi sulle cause della morte. I carabinieri di Giara e della sezione investigazioni scientifiche stanno cercando di ricostruire la vicenda e di verificare tutte le ipotesi. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo civile per verificare le scelte compiute dalla famiglia. Stiamo parlando della bimba di 4 anni morta per difterite. Sullo sfondo restano la mancata vaccinazione contro la difterite e la morte della piccola Anna Rosa. Sentiamo GR Italia. Non c'è soltanto l'inchiesta penale. Dopo l'iscrizione già avvenuta dei genitori di Anna Rosa nel registro degli indagati per omicidio colposo per omissione, sulla famiglia si accende anche la lente della Procura per i minorenni. La procuratrice Claudia Caramanna ha aperto un fascicolo civile per valutare l'idoneità e la responsabilità genitoriale dei coniugi Bartolotta, un procedimento distinto da quello penale che punta a verificare soprattutto le condizioni e la tutela degli altri figli della coppia. Al centro delle verifiche c'è la scelta di non sottoporre i bambini alle vaccinazioni obbligatorie, compresa quella contro la difterite, malattia che da decenni può essere prevenuta attraverso l'immunizzazione. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Procura di Palermo, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia e dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro. Sono già stati ascoltati i medici dell'ospedale dei bambini dove Anna Rosa è morta e la pediatra che aveva visitato la bambina prima del ricovero al cervello. Mercoledì è previsto l'esame autoptico. L'iscrizione dei genitori effettuata ieri consente loro di partecipare agli accertamenti attraverso i propri consulenti. Dalle prime testimonianze emerge un contesto familiare caratterizzato da un forte rifiuto delle vaccinazioni, alimentato anche dal timore di un presunto collegamento con l'autismo, una convinzione che sarebbe stata rafforzata, secondo quanto riferito, dalla storia di un cugino. La scelta non avrebbe riguardato soltanto Anna Rosa, anche gli altri figli non risultavano vaccinati. Dopo la tragedia però i genitori avrebbero dato il loro consenso all'immunizzazione. Ora i due fascicoli, penale e civile, procedono parallelamente. Da una parte si cerca di stabilire se vi siano responsabilità nella morte della bambina, dall'altra si valuta quale sia il livello di tutela necessario per gli altri minori della famiglia. Tamponi positivi sono risultati per 10 parenti della bimba morta. Intanto migliorano le condizioni del cuginetto di 4 anni di Palermo, ricoverato dopo aver contratto la difterite. Il piccolo è all'ospedale dei bambini in isolamento assieme ai genitori. La coppia ha ribadito che, al contrario della cuginetta morta il 20 agosto, il figlio è stato vaccinato. E la Procura per i minorenni accenda i riflettori anche sui bambini non vaccinati. Al centro dell'inchiesta il sistema delle prenotazioni ripetute usate per rinnovare e rinviare la vaccinazione. GR Italia. La lotta ai furbetti del vaccino entra nelle scuole palermitane. A poche settimane dalla riapertura degli istituti, la Procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle materne e nelle elementari della zona nord per verificare quanti bambini siano o stiano per entrare in classe senza essere in regola con gli obblighi vaccinali. Nel mirino c'è soprattutto un meccanismo diventato, secondo le autorità sanitarie, una falla del sistema. Prenotare la vaccinazione, rinviare l'appuntamento e presentare una nuova prenotazione è una pratica che può trasformare un obbligo in un rinvio senza fine. La sola prenotazione non permette di accedere agli istituti, chiarisce la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. E il direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze, parla senza mezzi termini di un escamotage Novax che in alcuni casi viene comunque accettato dalle scuole. I numeri spiegano la portata del problema. Secondo le stime dell'ASP sono circa 800 i bambini nati tra il 2020 e il 2021 che a settembre potrebbero presentarsi in classe senza essere in regola con il calendario vaccinale. Il caso di Anna Rosa ha fatto emergere tutte le crepe della procedura. La bambina aveva frequentato fino al dicembre 2025 una scuola dell'infanzia prima di essere allontanata perché priva di una reale certificazione vaccinale. La legge prevede sanzioni da 100 a 500 euro e nei casi previsti l'attivazione dei servizi sociali, ma il sistema sanitario può segnalare, sollecitare e sanzionare. Non può materialmente obbligare una famiglia a vaccinare il proprio figlio. Intanto, dopo la morte di Anna Rosa, Palermo ha reagito con una vera corsa ai vaccini. Nei centri sono aumentate le richieste di richiami e di controlli dei libretti sanitari. A Pallavicino è stato potenziato il personale, mentre in via Arcoleo le scorte di Esavalente sono state rapidamente esaurite. Mamme, padri e nonni si sono messi in fila con bambini e libretti sanitari in mano. Una madre ha sintetizzato così la paura di queste ore: non siamo ignoranti, abbiamo solo paura, ma adesso oltre alla paura arrivano i controlli e la procura vuole capire se dietro una semplice prenotazione si nasconda davvero una vaccinazione programmata o soltanto l'ennesimo rinvio. Allarme sicurezza a Melilli dopo il tentato furto al bancomat con una bomba inesplosa. Il sindaco Carta chiede al governo nazionale più controlli in tutta la provincia. Nel frattempo a Palazzo Lacreide il sindaco Gallo, dopo i continui furti, continua i suoi presidi notturni nel territorio. Francesco Aloi.
I carabinieri stanno indagando per identificare gli autori del tentato furto al bancomat. Davanti a questa filiale di Melilli nel Siracusano, nella notte tra venerdì e sabato è stato piazzato mezzo chilo di esplosivo, con un obiettivo: fare saltare lo sportello e portare via i soldi. Ma qualcosa non ha funzionato e la banda è fuggita. Adesso qui c'è paura. Io abito in questa palazzina e ci hanno fatto uscire per sicurezza perché si pensava che c'era dell'esplosivo e quindi abbiamo aspettato che venissero gli artificieri. E il sindaco di Melilli si rivolge direttamente al governo nazionale. Chiediamo più presenza, vogliamo più personale per le forze dell'ordine e più mezzi. I territori devono essere sicuri. Il territorio ebreo, in particolare la comunità di Melilli, ha paura. Da Melilli a Palazzolo Acreide, la richiesta è sempre la stessa: più divise in giro. Qui il sindaco Gallo continua a fare la ronda notturna. Non è solo una vigilanza notturna che facciamo, che continueremo a fare, ma è una protesta che dovrà essere colta da chi di dovere. Appena qualche giorno fa, a Ferragosto, era stato preso di mira il bancomat di Belvedere, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Anche in questo caso ladri in fuga, a mani vuote. Chissà che non si tratti della stessa banda. Il corpo di un'anziana donna di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sarà sottoposto a un'autopsia. L'ha disposta la procura di Gela per accertare le cause del decesso avvenuto dopo circa un mese di degenza in ospedale. Le verifiche sono state autorizzate dato che il marito, 85enne, era già indagato per maltrattamenti in famiglia. La procura gelese aveva chiesto il divieto di avvicinamento, ma la morte della consorte non ha permesso la convalida della misura. I PM vogliono valutare a questo punto se tra il decesso dell'anziana e le condotte violente contestate al marito possa esserci un possibile legame. Adesso una breve pausa, a tra poco. Spettacolare schiusa di tartarughe alla playa di Catania, dove nella notte tra sabato e domenica sono venuti alla luce una cinquantina di esemplari del tipo caretta caretta. Bambini ed adulti supportati al WWF hanno assistito ad un autentico spettacolo della natura, seguendo tutte le fasi, dalla sorveglianza del nido all'approdo in mare. La deposizione delle uova tra i lidi di Polifemo e il ciclope è la testimonianza concreta di come si possa realizzare una convivenza sostenibile tra l'uomo e l'ecosistema, ha dichiarato Ignazio Ragusa, presidente del sindacato italiano balneari, sottolineando come un luogo di balneazione si sia trasformato in un presidio spontaneo di protezione ambientale. E adesso parliamo di turismo. Boom di turisti stranieri in provincia di Ragusa, con 750.000 presenze da gennaio a luglio. Tra gli stranieri ci sono tanti polacchi, americani, inglesi e tedeschi che scelgono il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Veronica Barbarino. È una Sicilia che continua a conquistare turisti e la provincia iblea lo conferma. La presenza di visitatori da gennaio ad oggi supera infatti quota 750.000, un dato fotografato dall'osservatorio turistico del GAL Terra Barocca, cui fanno parte i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. La rilevazione in tempo reale del sistema che monitora i check-in nelle strutture ricettive vede già solo a Ragusa il 60% delle presenze. Seguono Modica e Scicli. Questi numeri raccontano inoltre una destinazione sempre più scelta dagli stranieri. Polacchi, americani, inglesi e tedeschi, tutti amano il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Raccogliere in tempo reale per analizzare e comparare dati importanti sui flussi turistici, quindi poter fare delle comparazioni e dei report sempre più puntuali da mettere a disposizione degli operatori turistici e degli amministratori locali. E per il mese di agosto il trend sembra positivo dai primi dati, ma solo ad ottobre si potrà fare un bilancio reale dell'estate. Intanto si lavora per mantenere questo flusso turistico anche d'inverno. Breve pausa e poi il calcio con il Palermo e il Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio, Palermo-Juve, Stabia, buona la prima per i rosanero, finisce 1-0 con gol di Jonsen al quarto minuto, prestazione non esaltante dei rosanero, Inzaghi però è soddisfatto ugualmente per i 3 punti. Marco Gullà.
Pratico e vincente. Il Palermo vince la prima di campionato al Barbera contro la Juve Stabia, finisce 1-0 con gol di Jonsen segnato al quarto minuto. I rosanero hanno anche sofferto e rischiato di subire il pareggio nella ripresa, ma alla fine una difesa solida e anche un po' di fortuna, come in occasione del palo colpito dalla Juve Stabia, hanno mantenuto la porta inviolata. Una vittoria che permette ai rosanero di incamerare i primi 3 punti del torneo e mandare un messaggio chiaro al campionato. Gara che si sblocca subito. Poi Giampaolo apre un corridoio per Jonsen che danza con il pallone e poi lo spedisce all'angolino. 1-0. Sembra il preludio ad una scorpacciata di gol, ma non è così. La Juve Stabia prende le misure ai siciliani e inizia a fare possesso palla, ma è sempre il Palermo nel primo tempo a creare occasioni come la traversa di Ranocchia. Poi Jonsen da ottima posizione non riesce a fare doppietta. Ripresa, clamorosa occasione per Vavassori che tira in porta, ma Buio salva sulla linea. Il Palermo avverte stanchezza, i campani crescono e fanno capire quanto è dura la Serie B, così dopo i cambi di Inzaghi la Juve Stabia va ad un passo dal pareggio con Patanè, grande inserimento e stecca di sinistro che colpisce il legno interno e finisce fuori. Rosanero che giocano con il cronometro, l'ultima occasione sui piedi di Leduaron, palla alta, finisce 1-0, prova non esaltante da parte del Palermo che soprattutto nella ripresa è apparso opaco e con poche idee, ma per i siciliani era fondamentale iniziare con la marcia ingranata. Inizia anche una settimana importante di mercato, sono giorni caldi per l'arrivo del portiere Perin dalla Juventus. E comincia con una sconfitta il campionato del Catania. I rossazzurri hanno perso al Massimino contro l'Inter Under 23 per 1-2. Marco Carli. Il Catania si scioglie subito nell'esordio al Massimino, vince l'Inter Under 23 che cala l'1-2 vincente a fine primo tempo. I rossazzurri premono nella ripresa ma trovano solo il gol della bandiera di Russo, nota lieta, forse l'unica della serata. Gli etnei fanno girare il pallone e provano in avvio anche a verticalizzare. Dopo un tentativo di Liguori imbeccato da Leonardi arriva il primo tiro con Pagliai che indirizza verso la rete su angolo di Cicerelli e dopo un'uscita sbagliata di Melgrati. Il pallone viene allontanato quasi sulla linea di porta. La fase centrale del tempo complice il gran caldo a poco ritmo, poi la squadra di Vecchi trova l'1-2 che indirizza l'incontro. Dopo una conclusione di Lavelli deviata in angolo, l'Inter Under 23 va in vantaggio, arriva la battuta, Maie salta da solo e indirizza in rete 0-1. Il Catania subisce il colpo e concede ai nerazzurri altri spazi per un fallo in area di Jimenez su Lavelli. Dopo una respinta corta di Rinaldi e il seguente controllo al monitor viene concesso il rigore. Mosconi trasforma mandando nell'angolo alla sinistra del portiere 0-2. Longa inizio ripresa, deve correre ai ripari, entrano Bruzzaniti, Russo e Raimo per Leonardi, Corbari e Donnarumma. Russo combatte e trova la prima vera conclusione con la parata in angolo di Melgrati. L'allenatore etneo deve inserire Lunetta, non al meglio, il più in palla resta Russo e lui di testa su punizione di Cicerelli a mettere in rete per l'1-2. Il pubblico si scalda per il gol del figlio del vulcano. Bruzzaniti e Jimenez adesso si alzano alternativamente, proprio l'ex Pineto chiama il portiere nerazzurro all'intervento. Melgrati si deve ripetere qualche secondo dopo sulla conclusione strozzata di Lunetta, ben servito da Russo. Il rischio però è sempre dietro l'angolo, Lavelli solo davanti a Rinaldi, manda alto. I rossazzurri non riescono più a rendersi pericolosi e la prima va in archivio con una sconfitta amara. E sentiamo adesso il commento dell'allenatore Longo subito dopo la partita. Più che di delusione parlerei di una squadra lenta nel primo tempo, anche se io vorrei analizzarla con valutazioni oggettive. Non sono uno che né giustifica ma cerca di analizzare. Per 32 minuti la squadra avversaria non aveva tirato in porta, noi avevamo fatto male, avevamo un palleggio lento ma avevamo creato almeno 2 o 3 opportunità per cercare di concretizzarle e andare in vantaggio. Non mi è piaciuto una ulteriore marcatura a zona sull'angolo, è stato un gol facile per come lo intendo io. E lì lascia il rammarico che per 1 minuto, 2 minuti abbiamo lasciato un attimino far salire la delusione del gol subito e siamo andati fuori dalla gara. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.